Siamo con il vicepresidente di Ipogroup Michele Canali. Michele, si è appena conclusa la quarta edizione del Gentleman for Life. Facciamo un bilancio di quest'anno e ricordiamo che ancora una volta i gentleman sono scesi in pista per la solidarietà. Certo, questa è una manifestazione che abbiamo ideato 4 anni fa con il Club Gentleman Emilia Romagna e con Ipogroup. Oggi si è disputata la finale della quarta edizione. Diciamo che tutte le volte che si parte con le corse per il Gentleman for Life si individua un'associazione di solidarietà. Il primo anno è stato per gli ospedali riuniti di Ferrara, poi è stato contro la violenza delle donne, poi è stato per i malati di Alzheimer e quest'anno è stato con i bimbi che hanno delle disabilità e si aiutano attraverso il cavallo. Quindi al centro ancora una volta c'è il cavallo non solo in pista, non solo in corsa, ma come amico fraterno in questo caso dei bimbi. Credo che anche quest'anno abbiamo fatto un'operazione bella che ha dato entusiasmo e voglia di correre a tutti i gentleman che hanno partecipato durante l'anno e che hanno versato la quota per far sì che si potesse raccogliere un fondo per questa associazione. Bene, ringrazio il vicepresidente di Ipogroup Cesenate Michele Canali. Io vi invito a seguire sempre i canali social e anche il sito dell'Ippodromo di Bologna.